Il sogno dei due samaritani. Nell'aprile del 1864, a Torino, Don Bosco tenne un corso di esercizi spirituali ai suoi giovani, seguiti con grande fervore. I ragazzi ne uscirono con una freschezza di gioia nel cuore. Come spesso succede dopo gli esercizi, c'era stato subito dopo un crollo improvviso. Il demonio, cacciato fuori, aveva scoperto, come narra Gesù in una parabola, che la casa era pulita, spazzata, adorna, ma vuota, e allora, con 7 spiriti peggiori, tentava di riprenderne possesso. Don Bosco ebbe 2 sogni. Così narra il primo. La notte che precedeva il 3 aprile mi pareva di stare dal balcone a guardare i ragazzi che si divertivano nel cortile. All'improvviso vidi apparire un vasto lenzuolo bianco che si stese a coprire tutto il cortile. I ragazzi continuavano a giocare e a gridare. Poi vidi molti uccellacci e spaventosi corvi svolazzare sopra quel lenzuolo cercando un varco. Appena lo trovavano, picchiavano addosso ai giovani e li beccavano. Ogni volta che raggiungevano i ragazzi ne facevano strage. A chi cavavano gli occhi, ad altri bucavano la lingua tanto da ridurla in frammenti, ad altri ancora beccavano la fronte, a molti straziavano e laceravano il cuore. E cosa strana, nessuno dei ragazzi feriti reagiva. Tutti restavano come insensibili, non cercavano neppure di difendersi. Subito dopo udii un gemito corale, straziante, prolungato. I feriti dai corvi si agitavano, gridavano e si ritiravano lontani dagli altri. Mentre stavo ragionando su quello che vedevo, udii bussare alla porta e mi risvegliai. Dopo aver raccontato il sogno ai ragazzi, Don Bosco notò che nelle settimane successive pochi ragazzi si confessarono e le comunioni calavano. Allora il sogno si ripresentò. Mi pareva di trovarmi presso la ringhiera a guardare i ragazzi in ricreazione. Di lassù vedevo i ragazzi feriti dai corvi ed ecco, vidi avanzare un personaggio con un flacone di balsamo, un medicinale meraviglioso, accompagnato da un individuo che teneva in mano un pannolino. I 2 pietosi samaritani cominciarono a medicare le piaghe dei feriti. Appena spalmavano l'unguento, i feriti guarivano di colpo. Ne vidi alcuni però che, all'avvicinarsi dei 2 prodigiosi infermieri, si scostavano e fuggivano, perché non volevano essere guariti. Io li conosco tutti e procurerò di sanare le loro ferite. Il personaggio misterioso col vasetto di medicinale era Gesù. Chi l'accompagnava era il sacerdote.